Don Roberto ha detto una cosa importante: è con noi, ma soprattutto è per noi. Sì, il vescovo è per la sua gente. E io spero che ce ne accorgiamo reciprocamente di essere gli uni per gli altri, il patriarca e la sua gente, soprattutto nei momenti difficili, nei momenti in cui ci accorgiamo che qualche cosa non funziona. E dopo aver incontrato i fedeli presso la chiesa di Sant'Antonio, noi adesso siamo presso la parrocchia di Gesù Lavoratore, sempre a Marghera, dove il patriarca sta per incontrare i rappresentanti del mondo del lavoro, questo mondo molto in sofferenza a Marghera, ma non solo. Attraverso me, in questo momento, la stanno salutando le migliaia di operai e dipendenti di medie e piccole imprese sparse nel territorio della nostra diocesi, che stanno attraversando da ormai troppo tempo una profonda crisi occupazionale. Così come non possiamo dimenticare i lavoratori di realtà più grandi, quali la Vinyls, la Montefibre, la Ditec e la Pansac International, società della quale sono dipendente. Il lavoro appartiene all'uomo, alle famiglie e alla comunità. Il lavoro non deve mai essere motivo di scontro, bensì di corresponsabilità e convivenza civile. La crisi occupazionale sta provocando danni seri, poiché devasta le relazioni personali. Questa è una crisi che coinvolge tutta la persona. Ti logora dentro a causa dell'incertezza in cui sei catapultato e devi improvvisamente fare i conti con un senso generale di precarietà. Il nostro momento di crisi, spesso si sottolineano le difficoltà, ci sono anche per fortuna delle realtà che funzionano, dobbiamo cercare di collaborare assieme e noi credo avanzeremo la nostra massima disponibilità per poter essere presenti con proposte e con azioni reali e concrete. Quando in una collettività, quando in una collettività si vive troppo di precariato, al di là della fisiologia di questo fenomeno, quando si fatica troppo a garantire un reddito onesto per la propria famiglia, vuol dire che qualcosa a livello economico, istituzionale, politico non funziona. Vuol dire che non riusciamo a pensare ancora in termini politici il bene comune. Sappiate che il patriarca non ha in mano la bacchetta magica, ma ha molto a cuore il mondo del lavoro, le famiglie e i lavoratori. Grazie.